Noi fino a settembre del 2021 pagavamo 20 centesimi a metro cubo di gas. La bolletta di dicembre portava questo prezzo a 1,27, quindi più 600%, e per noi è stata un'enorme mazzata. L'ennesima batosta per i maestri vetrai di Murano è arrivata negli ultimi mesi con i rincari di energia e gas. Grazie all'intervento tra ottobre e novembre della Regione Veneto, che ha messo a disposizione della categoria 3 milioni di euro, le aziende sono riuscite a tamponare l'emergenza. Questo plafond però si sta esaurendo velocemente, tanto che noi con febbraio 2022 questi 3 milioni di euro le aziende di Murano li hanno già spesi. I vetrai sono obbligati, per garantire la produzione, di tenere accesi tutti i giorni, 24 ore su 24, i loro forni, e questo ha inevitabili conseguenze sull'ammontare delle bollette. Un'azienda, di quella, sicuramente quella che consumava di più, si è trovata una bolletta di settembre pari a 40.000 euro, a ottobre ne ha pagati 171.000. L'acqua granda prima, la pandemia poi e ora il caro energia. Per i maestri vetrai di Murano non sembra esserci pace. Sono molti quelli che, in attesa del ritorno dei turisti, si sono reinventati votandosi all'export, ed è qui che nasce l'ennesimo paradosso tutto italiano. In questo momento in cui si vedeva un minimo di ripresa, un minimo di ordinativi che crescevano, trovarsi di fronte a un problema del gas, che è la seconda nostra voce di costo dopo quella dei dipendenti, ci sta mettendo in enorme... C'è un paradosso, insomma, abbiamo lavoro, ma quasi quasi non possiamo portarlo avanti, non possiamo farlo perché costa troppo tenere aperti i forni.